Ragazzi, allora vi avevo promesso che ogni giorno vi volevo fare un piccolo video, ma anche per tenerci in contatto, per tenere un po' in allenamento il canale, perché non sempre riesco a fare dei video, ma anche perché non sempre ho qualcosa da raccontare, qualcosa di simpatico. Stamattina, per esempio, è andato tutto bene, sono tornata, mi sono parcheggiata, i tarantini sono tutti vivi, quasi, perché un signore si è buttato davanti alla macchina inavvertitamente, vabbè, mi ha chiesto anche scusa, meno male per lui, voglio dire che è ancora vivo. Ragazzi, l'unica cosa che mi viene in mente stamattina, un po' simpatica, un po' carina, è quello che mi ha detto mia figlia. Mia figlia mi ha detto, ah, ma mi cadono i capelli in questo periodo, ma ci sarà qualcosa che non va? Le ho detto, guarda, che noi mamme poi dobbiamo spiegare sempre tutto, dobbiamo dare sempre una spiegazione che sia positiva per i nostri figli. Ho detto no, è normale perché siamo quasi verso il periodo delle castagne, no? E il periodo delle castagne si perdono i capelli. E ha detto mamma, ma anche tu allora? Ah, cosa sta succedendo anche a te? Ho detto a me più che i capelli mi stanno cadendo le palle tutti i giorni. Vabbè ragazzi, che stai praticamente? Stamattina è andata così. Vabbè ragazzi, vi lascio una buona giornata. Io adesso devo andare a fare assolutamente colazione. Infatti non ho fatto ancora colazione, si vede dai miei capelli. Non posso dire, come dico sempre quando sto a Napoli, mi vado a prendere un bel caffè napoletano, napoletano. Vabbè, ragazzi, l'importante nella vita è accontentarsi di un buon caffè, anche se non è napoletano. È pure un bello cornetto, ma stamattina ci sta. Ragazzi, vi saluto, vi auguro una buona giornata. Ci vediamo presto. E ragazzi, ricordatevi sempre, quando ci vuoi, ci vuoi.